Ma no, immagino che il Presidente Brac esprimerà le proprie considerazioni. A me basta che non passino dei concetti. Il primo, che siamo innamorati al punto tale delle opere da sprecare soldi. Il secondo, che sia un'occasione per sprecare o per rubare. Il terzo concetto fondamentale, che si capisca che il dossier olimpico è stato basato sul bob e il CIO a Losanna ci ha premiato per il dossier olimpico sul bob, ma perché è l'Olimpiade a minor costo, più sostenibile tra i dossier presentati. Ricordo che erano più di qualche dossier, più di qualche candidatura. Dall'altro ricordo anche per i più attenti, definiamoli così, che il nostro dare e avere tra le risorse che portiamo a casa alle Olimpiadi, si pensi solo al PIL di 1 miliardo di euro, ma si pensi anche ai grandi investimenti che stiamo facendo, 300 milioni a variante di Cortina, altri 300 per il Rongarone, molto altro ancora, quasi 1 miliardo di euro anche per investimenti, sono di gran lunga superiori alle spese che faremo, non solo per il bob, perché nessuno parla dei 10 milioni dell'ammodernamento, del restauro del trampolino. Uno potrebbe dire che è più spreco un trampolino a 10 milioni che poi resterà lì, non verrà utilizzato, piuttosto che il bob. Ricordiamo che il bob fra l'altro paga lo scotto dell'aumento delle materie prime. Il bob noi ce l'avevamo nel preventivo iniziale a 55 milioni di euro e oggi viene a 85, ma voglio anche ricordare che non sono risorse regionali perché sono tutti finanziamenti statali. Sarà tutto fabbricato in villaggio olimpico? Ma stiamo lavorando e valutando le diverse opzioni con valutazioni economico-finanziarie serie. Sembra che la direzione della prefabbricazione e del noleggio possa essere una soluzione da non sottovalutare. Anche qui poi avremo gli esperti che ci diranno che bisognerebbe costruire, e se costruivamo il villaggio olimpico per lasciarlo lì avremmo avuto gli esperti che ci avrebbero detto che costava di meno noleggiarlo. Decidete.